Siamo con la professoressa Angela Cuffaro del Dipartimento di Scienze dell'Istituto Politi. Oggi un'interessante iniziativa dal tema La scienza a scuola, 100 incontri. Ecco, fra gli incontri che vengono sponsorizzati dalla casa editrice Zanichelli c'è anche l'Istituto Politi ad Agrigento. Ecco, ci parli di questa iniziativa, professoressa? Sì, siamo stati ben felici di cogliere questa opportunità che ci è stata fornita appunto dalla casa editrice Zanichelli. Quest'oggi per esempio ci sarà il professor Massimo Polidoro, che è un volto molto noto sia della TV, perché ha partecipato anche a molte puntate di Super Quark con Piero Angela, sia anche del web, in quanto ha un canale YouTube molto seguito. Il tema di oggi è di estrema attualità, cioè come difendersi grazie al metodo scientifico contro quelle che possiamo definire genericamente le pseudoscienze, cioè tutto ciò che viene propinato come scientifico ma che in realtà di scientifico ha poco. Quindi siamo ben lieti di accogliere questo importante relatore e di essere una delle scuole quindi che è stata selezionata dalla casa editrice Zanichelli per questa importantissima iniziativa. Quale sarà il messaggio che si lancia ai ragazzi? Il messaggio sarà quello di essere molto guardinchi e di avere sempre spirito critico, perché oggi siamo bombardati da una miriade di informazioni, ma dobbiamo avere gli strumenti culturali per decodificarli e quindi anche per poter costruire la nostra libertà in fondo si basa sulla consapevolezza, sapere interpretare le informazioni che ci arrivano da tanti canali diversi. Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, presente oggi all'Istituto Politi ad Agrigento per questa conferenza stampa con i ragazzi, un tema sicuramente di grande attualità, si parlerà degli inganni della mente. Sì, è importante raccontare ai ragazzi come è facile lasciarsi ingannare anche dalla nostra mente, ci può trarre in inganno e non solo leggendo le bufale che troviamo sul web molto spesso, quindi essere consapevoli del fatto che ci si può sbagliare, si può cadere in errore, aiuta a sviluppare il senso critico che i ragazzi devono in qualche modo coltivare da subito. Ecco, quali sono i pericoli del web? In particolare oggi ci sono tante fake news. Le fake news ci sono sempre state, le bufale, le fandonie, ma oggi sono particolarmente pericolose soprattutto perché si diffondono alla velocità della luce, no? Uno mette su Facebook, su internet qualunque cosa e istantaneamente arriva da qualunque parte del mondo. Può essere una bugia colossale, può essere anche una calunnia a volte, no? Su una persona, su qualcuno, poi smentirla richiede del tempo, ma ormai il danno è fatto, è troppo tardi. Allora è importante imparare a capire quali sono le fonti attendibili e quali invece sono quelle da cui diffidare, che non è facile. Quindi lei che consiglio darà ai ragazzi nell'approcciarsi in generale, non solo con Facebook, ma con le nuove fonti di informazione digitale? Il consiglio è sempre quello di stare attenti a chi sta facendo una data affermazione, chi dice qualcosa, è una persona credibile, è una persona attendibile, che prove porta per quello che dice, semplicemente pretende che noi crediamo perché è un personaggio famoso per esempio, no, non basta, ci vogliono delle prove convincenti, delle prove solide per credere a una data affermazione, altrimenti mantenere il dubbio, mantenere il giudizio sospeso.